Sì, è molto grave che ci siano ministri di questo genere, sì, di questo tipo, molto molto grave. Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica. Le parole pronunciate al congresso CISAL dal ministro Francesco Lollobrigida sono diventate un caso. Duramente contestate dall'opposizione, hanno creato malumori anche all'interno della stessa maggioranza. Il filosofo Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, parla di messaggio arcaico. La contaminazione delle civiltà, spiega il filosofo veneziano, e delle lingue è insita nella loro stessa natura. L'idea di poter essere individui, nel senso di avere una identità che è soltanto nostra propria, è, è pura idiozia, nel senso letterale del termine. Idiotes in greco vuol dire uno che pensa di avere un mondo tutto suo, questo è l'idiota. Un errore per Cacciari è avvicinare il tema della denatalità, un problema reale, con quello dell'immigrazione, altrettanto importante. Calo demografico e flussi migratori sono questioni che sfuggono all'analisi dei dati per essere troppo spesso piegate all'esigenza della propaganda. Gli storici delle civiltà sanno benissimo che una tendenza così accentuata a non far figli è un sintomo di crisi di una civiltà, non c'è dubbio alcuno. Ma il problema che cos'è? Che o costringe a far figli? O pensare che il fare figli o non farli dipenda semplicemente dal tuo reddito? Semmai dipenderà dalla situazione complessiva dei servizi, dipenderà da condizionamenti sociali generali, mai soltanto dal reddito, anche, ma in minima parte, come dimostrano tutte le ricerche demografiche di questo mondo.